Ciao a you. Oggi andiamo a fare un tutorial in Belen. Oggi visto che ci sono state varie persone che hanno fatto un tutorial su, però io volevo fare napoletana, così ci capiamo un po' meglio. Tenete presente che siccome faccio questo mestiere, magari posso pure dare un consiglio se si sbaglia, se no posso riuscire a mia. Ovviamente il trucco ognuno fa a modo suo, però un po' che teoria ci sta, quindi che si possa riuscire qualcosa o dico. Premetto pure che non stiamo a capo a criticare Belen, ma raccomando, non faccio me vaias, è soltanto una cosa per divertirne poco. Allora, vado subito a vedere la prima cosa che fa. Allora, come promesso, inizio a farvi vedere la mia beauty routine. Un prodotto che si chiama Filorga. Allora, e si fa beauty routine che si praticamente a cura la pelle quotidiana. Io già l'ho fatto, infatti sono bella lucidina, non un po' idratata, quindi passo un po' innanzi, vado a bere, allora comincio a mettere il trucco. Utilizzo questo prodotto, che non so se lo conoscete, che è uno skin, quindi lo do soprattutto sullo zigomo, picchiettando, di qua e di là, e a volte lo metto un pochino sul décolleté. Allora, come prima cosa si mette una specie di prodotto luminoso, prima lo fondotinta, e si chiama, visto che si aiuta a bere questo prodotto che è praticamente in inglese si dice booster, che è praticamente qualcosa che ti rinforza gli effetti che ci vai a mettere a roba, diciamo così in napoletano. Io che prodotto là non lo tengo, però tengo questo qua, i Charlotte Tilbury, che è comunque un rinforzante diciamo, e si chiama For a Superstar Youth Glow. Mi piace su inglese napoletanizzato, e mi vado a mettere questo Hollywood Flawless Filter, mi vado a mettere questo che sia così, o poi ne pongo un coppa a mano e faccio come fa questo, quindi metto un coppa di zigo. Guarda che mi sto battendo, però in realtà bello, sì? Bello. E poi si dice che metto pure un po' qua. Cioè un poco. Io tenevo una canotta con la tennis, perché praticamente tutta la roba estiva non la tengo ancora fuori. E quindi ho giocato l'unica cosa che era a canotta, che è la camicia da notte. Che là la ho messa tra l'altro il primo giorno, la prima notte e nozze. Quindi è pure un poco sexy. E quindi si sommette pure un po' qua, ok? Ovviamente tenete presente che io sono più larga e Belen, quindi ci va tenere questa visione un po' più aperta. Poi si usa il fondotinta, andiamo a vedere che combina. La tinta in questione, la Prairie, viene con un correttore all'interno, quindi 2 in 1. C'è una spatolina. Io lo applico un filino sulla mano con questo pennello della MAC, quello grosso, vado a spalmarlo, sfumandolo per bene su tutto il viso. Ok, facite conto che io 90% dei prodotti che tenis non ne tengo. E ovviamente non tengo manco sto fondotinta, ma non lo tengo manco per faticare, perché onestamente è una cosa talmente specifica che non è che posso usare per il cliente così. Però quello che tengo che è un fondotinta buono, bello, luminoso, è Armani Luminous Silk, e io vado a utilizzare un numero 4. E se sommette in coppa a tutta faccia, ho messo pure in coppa a mano, tengo lo stesso pennello, quindi vediamo come va questo pennello. Dice che è molto luminoso, pure questo è luminoso assai, quindi ci troviamo almeno con la luminosità. Lo metto in coppa a tutta faccia, un coppo wall. Pattrice pure che c'è ma sta accorto. E c'aveva ragione, perché in casa crea spesso stack. Perché certi torti qua, belle buone vecchie marrone, improvvisamente quello bianco. State d'accordo? E va pure un po' con un coppo di décolleté, giustamente si o tiene scoperto, c'aveva ragione, un po' va pure un coppo di décolleté. E sta camisa saccio già che mi sporco. Non mi piace questo fatto, perché poi ha un effetto luminoso pure un coppo di zizzoi. Voglio non c'è stato modo per dire. E poi un coppo di orecchie, e non c'aveva torto.
Questa è una cosa che si fa pure in dei servizi fotografici, diciamo. Si fa più assai in dei servizi fotografici o in coppie spose si tengono tipo una pettinatura raccolta, capi? Tutti i giorni diciamo non è che si fa e se è belen, quindi lo fa perché magari tutti i giorni qualche fotografia scappa, un selfie, una cosa. Io mi levo un attimo i orecchini, poi mi mettere a capo. Successo pure dei capelli. A me mi sono fondotinta, diceva che ha messo perchiate pure una po' a mano, io vado proprio a lui perché tanto non mi serve. Lo saccio che ho fondotinta a mano, cose e cose, però oggi stiamo a seguire il tutorial in Belen, quindi non ci facciamo problemi. Mi vado a mettere una volta. E a dire che pure il risultato con questo pennello mi piace. Mo, secondo passaggio, vediamo qual è. Correttore, io impazzisco, allora lo uso da 15 anni, non riesco a sostituirlo. Ce ne stanno tanti altri che a volte quando ho le occhiaie più pesante, non lo so, vado per esempio. Allora, lo applico in questo modo, guardo un pochettino qua, così non faccio cavolate. Metto sempre un po' qui per fare il chiaroscuro della MAC. Vado ad sfumare, ad spalmare questo correttore. Si può schiarire anche un po' la palpebra, le palpebre. Io vado sempre un pochino intorno alla bocca. Allora, a dire qualcuno si può fare solo perché il correttore si mise proprio buono. Quindi, il prossimo passaggio correttore. Io non tengo che lo l'hai visto, allora normalmente lo tengo ma mo l'ho già fornuto. E vado a pigliare un sostituto, diciamo un sostituto, quello che tengo che è simile, che è questo qua, che si chiama Magic Way Liquid Concealer e Charlotte Tilbury. Mo, ne vado a pigliare un poco, metto in coppa a mano e se lo metto direttamente là, però questo qua è parecchio chiaro e quindi praticamente non già pigliare della gente un po' a miscare per trovare un po' colore mio. Tra l'altro quello là che uso allora è proprio bello. Questo qua, diciamo, è simile però è un po' sick. Quindi sì, vi capita usare ti poche creme più. Ce la fa questo. Allora, questo tra l'altro uso un pennello simile a quelli che ho usato il fondotinta. Non tengo quello là proprio preciso MAC, però tengo questo qua che è praticamente simile, cambia solo colore. Yeah, è uguale. Sto fatto che non usa spugnetta, ma mi fa sentire poco a disagio perché uso sempre a beauty blender. Poi va pure un po' in coppa all'occhio e poi si va pure un po' la coppa qua e torna a bocca. Dice la verità. Ah, e poi si mette pure un po' in coppa a mascella. Io mi metto giusto sotto la parte del contouring perché se mi metto qua praticamente si allarga ancora più a la faccia. E questa è la differenza tra quando vedete un tutorial in coppa a YouTube e che le caite fa in coppa a faccia vostra. Io sto facendo più o meno la stessa cosa, però ovviamente adattato a sta faccia, la forma della faccia che tengo io. E diciamo che voglio non sapevo fatto solo perché così adesso, cioè il correttore va buono così, è bello luminoso, sarà un bel effetto. Passiamo al prossimo passaggio. Questo è fenomenale, è Laura Mercier, è composto da 2 colori ed è spettacolare. Per me Laura Mercier è il top in assoluto a livello di correttori e di cipria. Quindi io finisco di picchiettare un pochettino qua sul naso, aggiungo anche ombreggiatura. Allora, praticamente è nato correttore. Mo, non è che è sbagliato in generale, però si tiene pure una bella pelle, quindi onestamente io mi stessa fermato con che lo l'hai prima. Però, ma segui questo tutorial e lo seguiamo. E sta usando un correttore Laura Mercier che è praticamente un po' più asciuttina e che è effettivamente proprio per professionista. Ma io non lo tengo che lui là perché personalmente non mi fa impazzire, pure se tra i make-up artist va parecchio a dire la verità. Però io tengo una palette, i Bobbi Brown, che rende sia fondotinta che correttore, quindi va a causare questi correttori qua. Va sempre con questo pennello, o va a pigliare uno con un fiocco, perché è a così non spurcato con il pennello, non ci mettete i batteri a rende, no? Va a pigliare quello là che mi può stare buono, però ne piglio veramente poco, perché questo è particolarmente pesante. O va a mettere sotto all'occhio qua a non mettesse, no? E va pure un poco verso l'esterno. È un poco pesante, però per fare i selfie tipo Instagram è proprio bello. Solo che sta palette è ne si trova facilmente.
Ci magari un effetto simile, secondo me, vorrà il correttore in abla, close up. Andiamo annanzi. Vado a fissare il tutto con questo pennello qui, quindi vado a picchiettare sulla polvere, faccio un po' per non diventare troppo opaca, non lo metto proprio su tutto il viso, ce lo faccio sulla fronte, un pochino qui, sull'occhiaia e qui, perché altrimenti si va a opaccizzare la zigomata. Allora, prima che passiamo a fare, essa si cipria tutta quanta. Usa cipria Laura Mercier. E che la a Teng, però in realtà ne voglio usare una un po' più delicata, che è sempre Laura Mercier, che sta qua è proprio per lui. Si chiama... boh, ma che come al solito, ma che ce ne fotte, comunque è per lui. È più delicata e essa usa un pennello scimmi un po' più piccerilla. E con il pennello che adesso onestamente non mi trovo sotto a lui, quindi vado a pigliare un po' più piccerilla. Lo metto a rende e se proprio già luane poche povere faccio così, o faccio cariare a rende, perché se io faccio cariare fuori so, come al solito sono 3-4 euro che se ne vanno, e poi vado a passare come fa esso solo sotto a luce. Esso praticamente lo passo solo mezza faccia, quindi sotto a luce ne vado attorno il naso, vado attorno la bocca, io metto pure un coppa punto il naso perché tengo proprio un naso che va a coppa. Poi lo metto un po' qua, quindi non va proprio un po' o zigomo preciso, rimane un po' luminosa così. Poi adesso passo fard. Prima di passare o fard io vi lascio un secondo perché mi ha già parato stesso sopracciglia che esso e te ne già parato. Allora andiamo a bere o fard, mi pare che si metteva prima che si mette. Questo è il colore, questo gioco per andare a segnare ulteriormente un zigomo, vabbè, cose che già sapete, però io vi faccio vedere come lo applico io. Vado sulla punta del naso senza fare altri contouring perché sennò il naso mi sparisce e vado a cercare di rimpicciolire un po' questo viso lungo che mi ritrovo. Poi applico un po' anche sul collo leggermente, e io non lo faccio qui che di solito si fa perché ho la fronte piccola, quindi vado un po' a ricolorare la fronte in questo modo qua senza fare troppi contouring. Il contouring, ragazzi, è molto difficile. Allora praticamente se sto fard su metto come se fosse una sorta di bronzer, quindi più che pigliano fard io vado a pigliare, più che pigliano fard vado a pigliare un bronzer. Un pennello simile pure tengo, un pennello ne poco angolare. E io vado a pigliare come bronzer su qua e nabla che si chiama Saint-Tropez. E io vado a mettere come se fosse un bronzer, ovviamente sotto zigomo come fa esso. Poi esso riesco a mettere qua praticamente per accorciare un poco la faccia, e secondo me non è accorciare niente, però fa una cosa buona. Io non lo faccio perché tengo già la faccia piccerella qua, piuttosto io vado a fare qua che tengo poche doppiamente che sa da lua e scendo un coppo cool. Scendere un coppo cool fa sempre buono quando vi mettete il bronzer, perché riusciamo a fare un stacco. Poi se non va a mettere un coppa a fronte, io vado a mettere perché non la tengo proprio piccerella e mi piace la fa leggermente più ombrata, diciamo. Scimmi con bronzer come se mettesse già come se fosse una specie di contouring, e va buono perché è una via mezza. E poi so mettere pure un coppo naso perché dice che se no ci scompare, e io sono d'accordo pure con me perché con me è parecchio a ponte, quindi vado a fare pure una goccia in coppo naso. Sta cosa lo faccio sempre pure io, quindi mi piace. Madonna, come sono bella. Guarda che sono stato amaro, Prossimo passaggio. Il nostro viso con delle ombreggiature, quando usciamo fuori sembriamo delle cretine, veramente, tipo puoi avere un viso che non hai, quindi fai troppo contouring sul naso, troppo contouring. Io lo so che in America va tanto di moda, però io preferisco sempre rimanere un po' più naturale.
Cioè, va bene venire bene nella foto, però è importante essere fresche e luminose anche dal vivo. Sto usando adesso questo di Guerlain che mi piace moltissimo perché è un parancino, un po' pesca. Visto che adesso non è proprio estate, sta finendo, fa niente. Vado ad applicarlo sulla guancia a metà occhiaia. Il segreto di metterlo fra la guancia e le occhiaie risolve un po' la situazione quando abbiamo il viso un po' stanco. Ottimo, ottimo. Già c'era da Belen se ne intende, ma pensavo che no, invece onestamente, aspettate che onestamente ci sa fa. Allora, adesso mi un blush Guerlain Kai un tank che però è tipo color pesca e va a pigliare questo qua e Mulak, perché pure che colore è? Un attimo pazienza. Si chiama Winnie. Piglio lo stesso pennello e ho vado a mettere a rommettis e sommette praticamente tra la parte sotto all'occhio e la prima parte la guancia. Si dice guancia? E la prima parte della guancia. E dice che sta cosa aiuta specialmente quando state stanca. E onestamente è vero, sapete perché? Perché se voi pensate a creature, no? Che parlano sempre belle fresche, sempre belle riposate, no? Perché giustamente sono giovane, e credo che tengono sempre schiocco rosso qua, no? Quindi a mettere un po' che blush tra la guancia, la prima parte della guancia e l'occhiaia, apparate un poco con bronzer, effettivamente farà che lo toccano un po' che come se fosse un po' più giovane, un po' più sana. Quindi sì, bravo Belen. Andiamo a fare per noi, che mi piace assai. Prima che fa la roba. Sto utilizzando questo prodotto che mi piace moltissimo, che è un ombretto in crema. Si chiama Beauty RMS, che è così. Io questo lo spalmo a volte con le dita. Adesso vi faccio vedere con le dita che è molto più semplice. E questo. E l'effetto è un effetto un po' bagnato ed è molto carino perché non fa le grinze. Si può applicare qui perché comunque è un illuminante, quindi illuminante. Io vado sull'occhio, un po' sopra, quindi vado un po' sul sopracciglio, punto a luce, punta del naso, un pochettino qui, mento, qui, sullo zigomo, spero si veda bene, e a volte lo metto anche un po' qui. Allora, esso praticamente per questo ombretto luminoso e sommetto per tutta parte, guarda. Mo, allora, io tengo l'ogno long, che non è proprio una bella cosa a pigliare, non riesco a pigliare che dito, quindi faccio così. Questo, praticamente ovviamente non tengo l'ombretto suoi, però ne ho trovato uno simile che si chiama, voglio, questo è difficile, che vuol dire che fa? Eyes to Mesmerize, e Charlotte Tilbury, è a così, e si chiama Jeanne. Allora io vado a pigliare una parte retro pennello, o metto in coppa a mano che mi viene più facile, poi provo a metterle che dite ma non sono sicura come viene, perché tengo stogno long che non riesco a... cioè mi occupa un sacco di spazio. Vado a mettere qua. Quindi se metto in coppa all'occhio un po' sotto o sopracciglio e pure un po' a coppa o sopracciglio. Oddio, a me non mi sta buono. Penso, non lo so. Faccio tanto per mi scurire. Sta cosa caro, mettere a coppo sopracciglio si fa quando fanno un servizio fotografico tipo che modello. Solo che si usano tipo mascara colorate, glitterate, un po' luminosine che si mettono in coppia e sopracciglio per fare l'effetto di cima un po' bagnate, non so come un po' con booster, un po' non so come va già liscio. Però diciamo che se esse sono metto tutti i giorni perché ci piace, ma buona così. E coppa a me non c'è, a me non sta buono. Anzi, mi va a passare un po' che sta roba per sopracciglio perché ho sopracciglio luminoso non mi sta buono. Più che altro perché già non tengo pile. Poi metto pure l'illuminante, se mi va a posto.
questo punto mi aiutano un poco con un pennello perché onestamente sto tenendo un poco problemi che dite e faccio pure che un prezzo con pennello. Poi si sommette, che sto posso fare che dite? E si sommette un poco qua, un coppo di zigomo, poi sommette un poco qua, un coppo d'orso e questo ci piace perché questo saranno slangere in viso. È come se risalta pure all'occhio, cioè a mettere un poco illuminante qua. E poi adesso metto più un po' qua. Non mi fa nessuna differenza, diciamo che rende un po' più bronzino, un po' più effetto che ha pigliato il sole, ci piace, però non baga troppo coppa come fai perché il là già scurito, cioè non vale la pena. Poi mettere un po' a coppa quindi le sopracciglia, beh che niente però vabbè. La cara vicino si vede, però in da telecamera mi sa che non si vede. E poi il prossimo passaggio che esso fa è nato illuminante. Quindi voglio capire come sommette o sommette è stato illuminato, perché questo è quasi la stessa cosa. Il punto luce all'interno dell'occhio e sul bordo della bocca. Questo è il migliore, li ho provati tutti ragazzi. Boy Brown. Da tutta la vita. Anche quando non si usava. Allora, io capito, non riesco a bere buono rovidi se esso sommette sulla lanca all'interno o un po' a coppa. Mi pare che sommette pure un po' lungo all'occhio. Ma io che l'illuminante la Bobby Brown e a matita non lo tengo. Una cosa simile che costa pure parecchio, che è parecchio professionale, diciamo così, è che su qua i Pat McGrath, che se sta illuminando una poca così. E però io con l'ogno proprio non lo posso fare, quindi piglio un pennello e mi vado a mettere un poco. Mi serve qualcosa per vedere uno specchio, una cosa che becchi più niente. Parecchie. Vabbè, mi arrangio. Mi vado a mettere un poco qua, all'occhio e un poco a sotto, perché mi pare che adesso sono mettere un poco pure a sotto. Grazie amore. Venga l'assistente a cadere. E poi sommette a coppa a bocca. E questo effetto che mi piace perché ora ci salta a bocca. Prima che fa presso. Ho anche un ombretto sempre della Boy Brown, che è un marroncino un po' glitterato però leggero. Insomma non è uno smoking eyes o qualcosa di più forte. Si applica da qui, ombreggiando l'occhio a metà palpebre, cioè quando chiudete l'occhio, quando l'aprite dovete entrare proprio all'interno facendo questo gioco qui. Vado sull'altro occhio. Allora, a questo punto adesso piglio un ombretto marroncino glitterato e esso fa pure vedere che è Bobby Brown. Io non lo tengo. Però ho pigliato qualcosa che ci assomigliava e che onestamente è abbastanza costoso burghista. È i Pat McGrath e si chiama Ultra Suede Brown Pigment. Ve lo faccio vedere perché è parecchio simile a quello che usesse. Pure se voi magari non vi accorgete dalla fotocamera, vi posso assicurare, io faccio per mestiere, quindi riesco a vedere. E questo qua è parecchio simile. Quindi piglio un pannello per gli indapi che l'occhio, tipo questo qua è di Charlotte Tilbury, molto 2010 raga sta cosa, puro settrici me parecchio 2010, blogger 2010. E se no potete pigliare un pannello simile, non vi faccio a dire, comunque ci stanno simili a così pure MAC, ma in realtà pure Essence l'ha fatta. Ho bagato pigliare e ho metto rindapiego, ma questo si mette precisamente rinda piega perché si tiene un occhio che non è profondo come il mio. O mi già tiene a piega, o vedete già normale così, già vedete a piega. Quindi io vado a mettere leggermente la coppa a piega perché se mi mette proprio rinda piega, allora Gesù caccia combinato, allora l'occhio mi scompare proprio. Quindi vedo uno specchio che sono qua, un gioco, e mi vado a mettere poca coppa. Questo pure è luminosino, quindi non metto niente di matte. Io preferisco quelli là matte, però se fare un trucco tipo un po' estive o semplicemente volete fare un trucco un po' più luminoso pure a Vierna, diciamo che questo qua è bellissimo. Primo prossimo passaggio. Eyeliner.
il migliore per me è questo, sempre Saint Laurent Shocking, ha una punta abbastanza facile. Inizio all'interno, continuo e faccio non fortissima, cioè non lunghissima, ed è fatto. Per questo sicuramente ci vuole un po' di pratica. Sono anni di mestiere. Allora, questo conosce buono gli occhi suoi e ha capito perfettamente come da fare l'eyeliner in coppa agli occhi suoi, e complimenti perché se l'ha fatta proprio bella. Poi ovviamente sarà velocizzato il video, non lo so, faccio anche se è live in the story, so che comunque so fa buono. Io non tengo che lui allora guarda casa, però io tengo un pare che sono preferiti miei, tipo questo qua è di Aiko e tiene una bella punta, sempre in feltro. E poi c'è questo qua in NYX Epic Ink Liner che pure danno una bella punta, va prima con questo, e esso praticamente non fa questo grande eyeliner, fa soltanto una cosa che è come se avesse poco più risalto e ciglia rob. Quindi parte la rend, e poi fa una punta piccolissima, a così, giusto per parare all'occhio. Prima dopo l'eyeliner che passaggio tiene, effettivamente poi ci sono anni di pratica per riuscire a fare una cosa del genere abbastanza veloce. Ti fai la pratica con quella a te, prima o poi ci riesci. Questa sotto l'occhio è veramente bella, è una sorta di cachal però non si sbava. Poi praticamente in dall'occhio si mette una matita nera e strisce che è una colla, e io ho pigliato una stessa, no la colla che la faccio qua, che sta qua si chiama proprio colla Feline Eye Pencil i MAC, grazie Mani, e la vado a mettere pure là in dall'occhio. Primo prossimo passaggio. E utilizzo questo mascara in questo momento perché poi ne cambio. A volte io li piego un pochettino, cioè faccio così, li piego, che mi piace, e vado ad applicare il mascara, che qua ci metto un po' di tempo. E il mascara che tutto il resto. Tutto questo che vi ho fatto vedere io lo faccio veramente in 5 minuti, soltanto che adesso vado un po' più piano per spiegare il tutto. Quindi io appoggio e chiudo, appoggio e chiudo. Ok, ora si mette un mascara. Io onestamente prima mi metterò un mascara, se non mi passo piegaciglia non mi trovo. Ma adesso se ne metto uno che non so qual è. Io vado a mettere questo qua che mi piace assai, Lash Sensational di Maybelline, e che tiene pure un po' a curvo, su non è così, comunque si dice che lo piego pure un po', e onestamente è una cosa buona, perché quando voi lo piegate un po', che si non si piega assai, però insomma, vi faccio capire, quando voi lo piegate un po', rischiate che sporcate un po' meno, quindi è una cosa fatta buona, si vede che è abituata a essere truccata. Ora vado a mettere, che pure ci vuole un po' di tempo, perché pure io ci perdo un po' di tempo. Se avete visto video napoletano a dove parlo pure le ciglia, lo tengo tutti i pinzetti in capo, o sapete che ci mettono un sacco di tempo e ci mettono pure un sacco di prodotto. Quindi mi vado a mettere un po' a coppa, come fa esso, e si fa così. Che voglio dire, è buono, però io mi trovo più assai a fare la radice, fine e punta, e poi se voglio allungare e curvare, che faccio? Chiudo l'occhio e vado un po' per punta a tuzzolare così. Allora, rimane un po' mascara che combina bene. A me piace tantissimo questa matita della MAC Spice. Matita la MAC Spice, guarda caso, a Deng, quindi mi vado a mettere
la stessa identica matita, pur se a me faranno effetti diversi perché sta è una pelle più scura. E ok. Poi Diego della Palma. Oggi mi va così. Un po' di colorino. Picchiettando. poi si va a mettere un rossetto a coppa che è un po' brillantinata. Io ho già trovato, ci ho già messo un po' per trovare una cosa simile di Shim, e ho già trovato che su qua i Lancome Rouge in Love 106 tamponato. Poi prossimo passaggio. A volte aggiungo all'interno, per esempio questo di Hourglass, così lo spegno un attimo. Ok, poi si va a mettere uno più chiaro o studiano poco, cioè o fanno poco più meno pesante. Io però volessi capire perché non si mette direttamente un rossetto nude a sto punto. Allora io mi metto cream sheen, creme de nude e MAC e vado a mettere un po' carente come dicessi. A diciamo va bene, bello, però a sto punto ci sta messo solo un colore, uno solo a metà tra tutti e due, però sono scelto. Vediamo il prossimo passaggio. È una sorta di spray fissante. Ed è un profumo buonissimo. Spero vi sia. Allora, praticamente adesso si mette uno spray fissante della Caudalie, mo in no tengo su brand, ne piglio una che tengo, aspettate. Io tengo qui su Caramel Sauda, che si chiama Mist and Glow, e a me mi piace parecchio, quindi mi pago a mettere. Poi si parte da qua. Prende i capelli, va, così. Brido no. E sa così fornisce un tutorial, mandano pure un bacio in telecamera, poi mandano pure. Allora, raga, che già riesce un po' a su trucco, a me mi piace. Mi piace, se vede che vogliono sapere fatte sue, se vede che conosce la pelle sua, conosce la faccia sua, sa quali sono i punti forti, i punti deboli, tutte queste cose qua. Onestamente non mi aspettavo, ma se ne intende. Quindi complimenti a Belen, sto trucco mi è piaciuto assai, ora ci faccio pure una fotografia, lo metto pure un po' a Instagram. Oggi vi spero che il trucco, vi spero che questo video vi è piaciuto. E spero che la vaniglia vi è piaciuta, la bella che si fa rumore soia e fa pure un po' che rumore in sottofondo che ci vuole, no? Poco poetica diciamo sta cosa qua. E noi ci vedremo al prossimo video. Un bacione, ciao!